Rainbow Diversamente Radio. La voce di chi non ha voce. Avresti voluto suonare un altro strumento? Impossibile, perché io sono nato, come dicevo prima, con questo suono sin da quando ero nel grembo di mia madre, e quindi la scelta di altro strumento non era prefigurabile, non è come si dice, nelle mie corde. E allora invece mi piace molto suonare le lauredas anche con altri strumenti. Con chi o con quale strumento ti sarebbe piaciuto suonare? Ma allora, intanto restando anche nell'ambito delle lauredas, nel 1987 gli eredi, gli allievi di Luigi Lai costituirono un'associazione, l'associazione Concours de Lauredas, l'associazione formata quindi da un gruppo di 10 suonatori di lauredas. Quindi io sono praticamente un sostenitore di questa bellezza, suonare le lauredas con altri colleghi dello stesso strumento. È una cosa bellissima di cui faccio ancora parte, e però mi piace anche suonare con strumenti diversi dalle lauredas. E qui io ho avuto modo di suonare in diverse occasioni dal 1982 ad oggi con fisarmonica e con l'organetto. Parlo di esibizioni pubbliche. Voglio dire questo, che mentre se devo parlare di ciò che è accaduto recentemente, 3 anni fa, io qui ad Alghero, al centro storico, un giorno incontro casualmente una persona, un amico, ma ci eravamo un po' persi di vista. Lo incontro di mattina e gli dico: ma tu oggi, giorno feriale, com'è che stai passeggiando qui al porto di Alghero? Ah, dice: ma io sono in pensione. Replico: e allora dalla mattina alla sera cosa fai? Risposta: suono il sax. Dal giorno dopo ci eravamo dati l'appuntamento, iniziammo, quindi siamo 3 anni fa, un percorso che ancora oggi è ancora al primo stadio di quell'evoluzione che noi naturalmente ci aspettiamo quanto più compiuta possibile. Ora, fortuna vuole che quindi si sia nel vivo di un'attività che veramente è entusiasmante giorno dopo giorno, e anche oggi, in questa occasione, ovviamente non poteva mancare la presenza di Francesco Pes. Possiamo dire che, siccome qui è presente Francesco, dopo le mie parole, non una conferma, ma adesso sono io che intervisto, questa una sorta di deformazione, no? Ma ecco, Francesco, in sintesi, parla della tua esperienza da questo punto di vista. Vediamo se lì, in modo spontaneo, i conti tornano. Ci parli del Aspetta, Cosa? Allora, tra le lauredas e il sax c'è una differenza d'età di circa 3.000 anni. Quindi potremmo essere portati a pensare a 2 strumenti molto lontani, molto diversi. In realtà potremmo considerarli parenti, perché sia le lauredas che il sax suonano con la stessa materia, suonano con la canna, perché nel sax c'è la cosiddetta ancia, che è una lamina fatta di canna e che vibra, e praticamente è quella parte che origina il suono. Quindi sia le lauredas che il sax suonano con la stessa materia.
ciò che ci ha portato a mettere su questo progetto è stata l'idea di mettere insieme i suoni del passato con i suoni di oggi, con i suoni del mondo moderno. Il sax è nato, come si sa, circa a metà Ottocento, esattamente nel 1846, se non ricordo male. È stato inventato da un signore, da Adolf Sax, che era un franco-belga appartenente a una famiglia di costruttori di strumenti musicali, e ha pensato di modificare un altro strumento, di dare maggiore personalità al suono dello strumento, esattamente partendo dal clarinetto basso. E il sax, come le launeddas, hanno un suono particolare. Agli esordi non è stato molto apprezzato, bisogna dire, dai musicisti, dagli addetti ai lavori del tempo, come sempre succede. Le novità hanno difficoltà a prendere piede. Invece oggi il sax, come tanti altri strumenti, è molto apprezzato e il suo suono piace molto, ha un suono caldo, come la launeddas adatto a sottolineare i momenti felici e i momenti tristi della vita. Qual è lo strumento che assomiglia di più alle launeddas? Lo strumento che somiglia di più, che lo richiama, è il clarinetto, ma anche l'oboe. Adesso Francesco ha parlato del flauto, anche il flauto, scusami, sono degli strumenti a fiato, la famiglia degli strumenti a fiato chiaramente hanno delle caratteristiche in comune. Perché? Perché qui è un discorso che trova origini nel mondo classico, no? Il fiato rappresenta quell'aria che porta al pensiero, al sentimento, allo spirito, all'anima delle persone, no? Ecco, l'aria. E dunque c'è molta verità, non è soltanto enfasi retorica o romanticismo. Ecco, per cui soltanto suonando, soltanto ascoltando, si riesce a capire ciò che altrimenti nelle descrizioni degli storici, degli intellettuali, di chi ha scritto, no? E dei viaggiatori anche in Sardegna, altrimenti resta una cosa staccata dalla realtà, no? Ecco, parlando di spirito, della comunità, dell'individuo che ritrova in questi suoni la propria anima, con cui esprime attraverso il suono appunto dei messaggi che sono legati ai valori di una società. E questi valori noi li abbiamo visti in tutti i contesti della società, considerata appunto sotto tutti gli aspetti, la Chiesa compresa. Sulla presenza delle launeddas in Chiesa, cosa dobbiamo dire? Che c'è un repertorio di musiche religiose, possiamo dire anche che le launeddas, 3000 anni, perché non è 3000 anni, VII-VIII secolo a.C., non è la data di nascita, è soltanto quella data di riferimento, perché una statuina di bronzo conservata a Cagliari al Museo Archeologico è la testimonianza di questo millenario strumento riguardo non alla data di nascita. È la prima testimonianza cui possiamo ricollegare la presenza delle launeddas. Il tuo ultimo concetto? Il mio ultimo concerto, manco a farlo apposta, è quello che abbiamo fatto recentemente qui ad Alghera al Museo del Corallo, proprio con sassofono. E allora in questa occasione noi allestimmo
uno spettacolo che doveva essere il momento celebrativo di un connubio, Launedda sassofono, affinché un pubblico potesse ascoltarci. In questa occasione, quindi, noi eseguimmo dei brani, sax Launeddas, ma c'era anche l'organetto, c'erano anche le Launeddas di mio figlio, l'organetto di Peppino Bande, nel contesto di uno spettacolo che naturalmente faceva leva su un'altra caratteristica di un progetto che noi davvero vorremmo realizzare così come parimenti con la nostra ambizione. Perché nell'occasione del concerto ci fu anche il momento della poesia. Il momento della poesia soprattutto in relazione ai versi di chi ha scritto sulle Launeddas. Versi che hanno una paternità riferita ad autori diversi, addirittura anche a scrittori, poeti francesi, per non dire di Montanaro, per non dire dello stesso Francesco. E dunque noi abbiamo un progetto che riguarda arte, musica, società, cultura. Chi è Luigi Lai? Luigi Lai è il mio grande maestro. Lo incontrai nel 1982 a Cagliari, perché io abitavo a Cagliari, e fu un incontro musicalmente parlando folgorante, nel senso che oggi Luigi Lai ha 90 anni e ci sentiamo spesso, ci vogliamo bene, perché davvero posso dire che al di là della mia passione per le Launeddas, però dal punto di vista, diciamo così, professionale, è stata la persona che un po' mi ha consentito di portare avanti un sogno, dando una svolta decisiva alle mie aspirazioni. Ti piace suonare più da solo o in gruppo? Ecco, come dicevo prima, il suonatore solista, diciamo che risponde alla figura del suonatore di Launeddas tradizionale. Però, come dicevo prima, la svolta del 1982 con Luigi Lai e quindi anche con una processione, pensate, a Sant'Efisio con 50 suonatori di Launeddas, fu l'inizio di una nuova, diciamo così, carriera per le Launeddas, no? Perché a quel punto, ecco che da una parte abbiamo il suonatore solista, dall'altra abbiamo l'orchestra di Launeddas. Tutti possono imparare a suonare le Launeddas. Sì, non ho capito. Suonare la Launeddas. Mi era Launeddas. sfuggito la parola tutti. Ma assolutamente sì, non ci sono impedimenti quando si tratta di dare sfogo, diciamo così, di ascoltare la propria passione, i propri sentimenti. Io ritorno sempre su quella parola sentimento, perché il suono e sentimento è una fusione di concetti. E allora quando ci sono queste condizioni, con queste proprietà di fondo, non c'è freno, non ci sono limiti. Bisogna volere e potere. Esistono dei libri che insegnano a suonare le Launeddas? Ci sono dei libri che dal punto di vista didattico possono essere seguiti. Ecco,
un libro molto importante, l'ha scritto lo stesso maestro Luigi Dai, che ha un taglio didattico per gli apprendisti delle Leonidas, è un riferimento molto importante. Però Dante prima la tradizione era tutta orale, no? Sì. Tutta orale, sì, vero? Devo fermarmi su questo, so fermarmi su questo. Come vuoi tu? No, era una mia curiosità. Beh, allora, quella, per quanto riguarda la continuità tradizionale delle Leonidas, naturalmente noi ci riferiamo a una musica che ha una tradizione orale. Il primo spartito risale agli anni 50, fine anni 50, quando riversò su pentagramma il suono delle Leonidas uno studente Benson, danese, che soggiornò in Sardegna, fine anni 50 e primi anni 60, soggiornò in Sardegna a seguito di una visita di uno studio, venne in Sardegna con una borsa di studio, ma con aspirazioni diverse, per ricerche diverse rispetto a quelle che poi condusse sul campo, perché lui venne per fare ricerche di tipo archeologico. Invece restò colpito da questo suono e quindi lui è conosciuto, è famoso, purtroppo morto prematuramente quando non aveva neanche 40 anni, e dunque ci ha lasciato però una eredità importantissima, un patrimonio incommensurabile, come si dice, perché non soltanto dal punto di vista quindi del pentagramma, ma anche delle registrazioni sonore e anche visive che sono state così riversate sui nuovi mezzi, insomma, della comunicazione, perché ne fruissero tutti coloro che oggi sono in sostanza gli estimatori sia dello studente sia di chi l'ha prodotto, cioè Dante Oleanas, di chi ha riprodotto questo patrimonio incredibile sonoro, e dunque le Leonidas hanno anche avuto risposta dai musicisti sul piano appunto di questa didattica applicata sui principi della musica colta, diciamo, no? Conosci Ere di Ere Sardegna? La conosco, non da moltissimo tempo, ma la conosco e so con quanto amore chi ne fa parte la sostiene questo emittente, perché è consapevole che la società in cui viviamo, alla società in cui viviamo non può mancare nulla, tantomeno quelle ragioni di fondo che riguardano quelle relazioni esistenziali tra le persone, a livello di famiglia, a livello di comunità e di società in generale. Ringraziamo Dante Francesco per averci fatto conoscere la sua arte e tutti i nostri ascoltatori per aver partecipato alla puntata di Ere Sardegna dal Ghero. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Un abbraccio a tutti da Simone, Sofia, Monica e Dante. Grazie a voi. Che emozione! Buona giornata da Rainbow Diversamente Radio.